Buongiorno amici di Post-it dal Polesine, benvenuti. Oggi ci dedichiamo ai nostri amici a quattro zampe. Emergenza Covid per tutti, anche per gli animali. Qui in studio con noi, in diretta, abbiamo un super ospite, Andrea Feliciatti, il neopresidente della Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto. Dal 2015 è anche presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Rovigo. Benvenuto Andrea. Ciao Irene, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Grazie, grazie, sarà una bellissima puntata. Laureato a Bologna dal 1997, libero professionista nel campo dei piccoli animali, è titolare di un ambulatorio veterinario e ha collaborato negli anni con altre strutture ed altri enti presenti sul territorio. Partiamo con la prima domanda. Intanto, quanti sono gli animali da affezione in Polesine? Beh, allora, dare una valutazione esatta sul numero degli animali da affezione in Polesine non è semplice, perché solamente per i cani in realtà esiste un'anagrafe, quindi come gli amici possessori di cani sanno, i cani vanno identificati attraverso un microchip, poi i dati del cane vanno trasmessi a un database, quindi per i cani si riesce a fare una stima piuttosto precisa sul numero Sì. di animali presenti sul territorio. Se devo dare un numero, diciamo, mi avvicino nella maniera più corretta, a mio avviso, sfruttando uno studio fatto da un'agenzia del settore lo scorso anno, che ha stimato il numero di animali da compagnia presenti sul territorio nazionale. Sì. È risultato che in Italia il numero di animali da compagnia è di circa 60 milioni, quindi grosso modo in un rapporto 1 a 1 con la popolazione. Certo. Per ogni persona abbiamo un animale domestico. In realtà poi è un dato che va un attimo interpretato perché circa la metà, quindi 30 milioni di questi animali domestici, sono pesci d'acquario, quindi un qualcosa di molto settoriale. Sì. Seguiti, mi sembra di ricordare, dagli uccelli come numero, mentre cani e gatti sono più o meno in numero simile, intorno ai 7 milioni e mezzo in Italia, quindi Sì. possiamo pensare a circa 15 milioni di cani o gatti presenti su tutto il territorio. Sì, quindi a questo punto uno A questo più punto povero riportiamo, ce l'ha. esatto, riportiamo anche a livello del Polesine e considerando che adesso non so gli ultimi dati Istat, ma mi pare si possa parlare di 240.000 Sì, un po' di abitanti, un più. po' di più, Siamo ecco. andati sotto i 250.000, ecco. Vabbè, comunque, insomma, possiamo parlare di un numero di animali domestici di quel tipo lì, sempre però tenendo presente che poi una metà dovrebbe essere sempre pesci d'acquario, insomma, in sostanza un quarto Io di questi circa, acquari in Polesine non li ho visti, devo dire la ma ce ne verità. sono pochi ma con tanti pesci. Ah, ecco, non sono tantissimi allora. Ecco, quindi in sostanza si può pensare a un numero fra cani e gatti di un quarto del totale, quindi intorno ai 60.000 soggetti, quindi 30.000 cani, 30.000 gatti. Sì, In realtà forse i cani sono un po' di più, ecco, anche perché la nostra è una terra che ama gli animali, quindi possiamo pensare che i cani siano un po' più di 30.000, ma se devo dare delle stime, insomma, queste sono, ecco, più o meno queste. sì. Va bene, quindi di animali ne abbiamo. E il Polesine ama gli animali, secondo te? Sì, sì, io penso proprio di sì. Ti dico, io sono stato negli anni, ormai sono 24 anni che svolgo questa professione, Sì, quindi sono stato vicino a tante realtà, a tante associazioni che si occupano di animali e ho sempre visto volontari davvero bravi, preparati, amanti degli animali, ma ho visto anche un'utenza molto sensibile, un'utenza che si è sempre prodigata ad aiutare chi è in difficoltà, magari con raccolta di cibo, con raccolta di fondi. E poi anche nella mia vita professionale ricevo spesso telefonate da persone che magari hanno visto un cagnolino in difficoltà, un gattino in difficoltà, insomma cerchi di dare sempre delle indicazioni affinché tutte le situazioni si possano risolvere nella maniera più positiva possibile. Comunque sì, mi sento di dire che la nostra terra sicuramente ama gli animali, assolutamente sì. senti, invece adesso entriamo nel cuore del nostro argomento. Cosa si sa di certo sul contagio da coronavirus su animali? Beh, allora, intanto devo dire una cosa che magari non molti sanno.
Per noi medici veterinari il coronavirus non è una novità, nel senso che la famiglia dei coronavirus in realtà è responsabile di tante patologie in campo veterinario, che possono interessare i suini, i bovini, volatili, Sì. anche i pipistrelli mi pare. Ma andando più nello specifico agli argomenti di cui io mi occupo, quindi gli animali da affezione, nello specifico cani e gatti, per esempio il coronavirus felino, e tanti probabilmente di questa patologia ne hanno sentito parlare, è una infezione che colpisce il gatto a livello intestinale, quindi dando delle forme enteriche solitamente molto lievi, a volte passa praticamente asintomatica. Sì. Però in una piccola percentuale di gatti, dall'1 al 5%, questo virus va a colonizzare anche altri organi e a questo punto dà luogo a una patologia invece che ha una elevatissima mortalità, che è la peritonite infettiva felina. Quindi è un comportamento che in qualche misura ci ricorda anche virus dei giorni nostri in campo umano. Nel cane capita più o meno la stessa cosa, nel senso che il coronavirus canino è un virus che solitamente grossi problemi non ne dà, passa in maniera lieve o quasi asintomatica, però per esempio nel cucciolo può essere pericoloso se si manifesta insieme a un altro virus che invece colpisce abbastanza di frequente le cucciolate, per il quale esiste fortunatamente vaccino, che è il parvovirus. L'associazione fra il coronavirus canino e il parvovirus dà luogo a una sintomatologia clinica che è nettamente più grave rispetto a quella che ogni singolo virus potrebbe determinare. E invece il nostro Covid-19, quello dei nostri giorni, che implicazioni comporta per gli animali? Allora, da un anno e passa ormai conviviamo con questo incubo, si può dire incubo, sì, anche di più. E nel corso di questo anno le segnalazioni di contagio da parte di animali domestici e non da parte del Covid-19 a livello mondiale sono state diverse. Diciamo che per cani e gatti abbiamo sicuramente avuto dei contagi, qualche gatto ha anche manifestato sintomatologia clinica, per il cane non mi risultano proprio solo dei contagi occasionali. Altri animali, mi pare siano oltre 20 le specie in realtà che possono essere colpite dal Covid-19 e in qualche caso anche con delle implicazioni importanti, per esempio nel visone è stata dimostrata la possibilità non solo del contagio uomo-visone, Sì. ma anche la possibilità poi da parte del visone di ricontaminare l'uomo. Questo è stato visto negli allevamenti del nord Europa, mi pare soprattutto in Olanda e Danimarca, dove si è valutato che il virus che veniva trasmesso nel primo salto di specie, quindi quello dall'uomo al visone, Sì. veniva poi ritrovato nell'uomo in forma modificata, quindi praticamente il virus subiva un primo passaggio dall'uomo al visone, poi Poi nel ritornava visone, indietro. esatto, esatto, il visone manifestava patologia e poi poteva ricontaminare l'uomo. Questa è stata la situazione più importante che si è venuta a creare in Sì. ambito veterinario, Ma insomma, in linea generale, per i proprietari di animali esiste il pericolo di contrarre dai loro animali domestici il coronavirus? No, allora se parliamo di cani, gatti, classici animali domestici, direi proprio di no. Non vi è alcuna evidenza scientifica che attesti la possibilità da parte del cane o del gatto di trasmettere all'uomo il Covid-19. E il contrario invece, il fatto che sia il padrone dell'animale a trasmettere all'animale il Covid-19? Allora, questo è un discorso diverso e sì, qui ci vuole un po' di attenzione perché fin dalle prime fasi della pandemia il Ministero della Salute, ma anche la Federazione Nazionale Ordini Veterinari e poi a cascata anche ogni veterinario, insomma credo riferendo al proprio paziente, al proprio cliente, è stato spiegato che la possibilità di un contagio cioè di un'infezione da parte nostra al nostro animale è possibile e quindi l'indicazione che è stata data è quella di, in caso di positività di un membro della famiglia, di fare in modo che l'accudimento del pet, cane o gatto che sia, all'interno del nucleo familiare venisse svolto da un'altra persona invece fortunatamente negativa.
Ovviamente questo non sempre è possibile perché in certi nuclei familiari purtroppo abbiamo avuto una positività generalizzata di tutta la famiglia, oppure in tanti casi ormai insomma, ci sono tanti single che vivono con il proprio animale domestico. In questi casi l'indicazione che viene data è quella di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, quindi guanti, mascherine, lavando frequentemente le mani, utilizzando le soluzioni alcoliche, insomma un po' quello che ormai è diventato il leitmotiv dei nostri certo, giorni, lo insomma, facciamo sempre. lo facciamo sempre. Quali sono i sintomi dell'infezione Covid-19 sugli animali domestici? Beh, come sintomatologia è una sintomatologia che è più o meno simile a quella che abbiamo in campo umano, fortunatamente meno grave. Diciamo che per il cane e il coniglio, da quello che so, praticamente nei casi di contagio ci sono state sempre delle situazioni praticamente asintomatiche o con scarsissimi sintomi. Il gatto magari può manifestare malattia in maniera un pochino più accentuata, sempre a livello comunque delle vie aeree, delle vie respiratorie. E il furetto, che è un altro animale che magari può essere considerato un animale domestico, anche se in realtà ultimamente, almeno qui in zona, non ne vedo praticamente, però il furetto potrebbe avere un comportamento più simile a quello del visone, quindi ecco, nel caso del furetto magari se c'è un proprietario di furetto che ci sta ascoltando, gli consiglierei di utilizzare magari qualche precauzione in più nella cura del suo animale. E per i cani e i gatti esistono i vaccini? No, per i cani e gatti no, siamo arrivati con tanta fatica a quello per l'uomo. Non esistono vaccini per cani e gatti, anche se in realtà sì, mi è arrivata voce di un vaccino, probabilmente mi pare in Russia, che è stato, non so se sperimentato o messo già in commercio, che riguarda appunto gli animali. Io francamente credo e spero che non ci sia neanche la necessità di arrivare a pensare ad un vaccino per cani e gatti, nel senso che insomma ormai gli strumenti li abbiamo e quindi io mi auguro veramente di riuscire a superare questa situazione nel più breve tempo possibile, senza dare neanche il tempo di pensare a un vaccino per cani e gatti. Speriamo che vada proprio così. E cosa possiamo imparare da questa esperienza in relazione al mondo degli animali? Questa è una bella domanda. Quando è arrivata un anno e mezzo fa, circa, no, un po' meno, un anno e un mese fa, questa pandemia in Italia, siamo stati travolti, tipo tsunami, che si è abbattuto su di noi, ha sconvolto le nostre vite, che ancora non sono tornate purtroppo alla normalità. E dobbiamo fare molta attenzione. A mio avviso, certo, mi auguro di superare il più velocemente possibile questa situazione, ma poi sarà importante anche per il futuro iniziare a esercitare una prevenzione nella maniera migliore possibile. A mio avviso dobbiamo un attimino uscire dal concetto creiamo benessere solo per l'uomo e bisogna invece iniziare a valutare la totalità dell'ambiente che ci circonda, fatta anche degli animali, fatta anche delle piante, cioè dobbiamo iniziare ad avere un rispetto maggiore anche per loro, perché secondo me solo passando attraverso un rispetto dell'ambiente, del benessere degli animali, del benessere delle piante, riusciremo a creare un ecosistema che sia anche in equilibrio e che abbia anche delle caratteristiche di durata, che ci permetta di vivere con maggior serenità il futuro, cercando di limitare il più possibile il rischio di queste epidemie che sono, come abbiamo visto, davvero devastanti. Capitano di rado, ma quando capitano sono tragiche, E nel purtroppo. nostro piccolo quindi cosa potremmo fare? Beh, possiamo fare sicuramente, perché se è vero che le grandi decisioni vengono prese dai grandi della terra, è altrettanto vero che non possiamo neanche dire vabbè, io me ne frego, tanto ci pensano gli altri,
e ognuno di noi nel suo piccolo ha la possibilità di fare qualcosa, facendo attenzione a tanti piccoli gesti, dal rispetto dell'ambiente, il non abbandonare i rifiuti in giro, il non giocare con gli animali. Cioè, mi viene in mente al mare, per esempio, delle scene di bambini magari che giocano col granchio, col pesciolino, insomma, ecco, sono cose che... Giocare magari un po' Sì, stuzzicante che sì, all'animaletto non sì, fa neanche tanto bene, esatto, insomma, ecco, non lo riceve con simpatia, sì, diciamo. sì, non lo riceve con simpatia, ma anche proprio l'inquinamento fine a se stesso fatto per pigrizia, perché tante volte si vede davvero qualcuno che abbandona un rifiuto con il cestino a 1 metro, insomma, tante piccole cose, tanti piccoli gesti che, se fatti da ognuno di noi, ci possono portare a migliorare sicuramente la situazione, e speriamo di riuscire a vivere finalmente un equilibrio felice con l'ambiente che ci circonda. Quindi il rispetto è la parola Assolutamente, fondamentale. assolutamente sì, rispetto per la natura, rispetto per l'ambiente. Quindi grazie ad Andrea Feliciati di essere stato qui con noi e di portarci la sua testimonianza. Grazie a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon fine settimana, ci si vede lunedì alle 11 da questa stessa pagina Facebook per rivedere le puntate che ormai sono oltre 40, quindi oltre 40 interviste sul Polesine e i suoi protagonisti. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Rovigogi.it. Ancora grazie ad Andrea Feliciati, buona giornata a tutti.